Verona domenica arriva la fiamma olimpica, la prima tappa vera delle Olimpiadi in Veneto. Per Verona sicuramente sarà una giornata molto particolare, avremo 41 tedofori che attraverseranno la città con la fiamma, avremo l'opportunità e anche la responsabilità di avere la fiamma poi che rimarrà a Verona fino al termine delle Olimpiadi, e quindi sarà una presenza che da domenica arriverà fino alla fine della cerimonia di chiusura, e per noi è anche un modo per celebrare i nostri atleti, le nostre atlete, le eccellenze di Verona che avranno l'onore di accompagnare questa fiamma per le vie della città. Abbiamo anche un evento molto particolare legato all'Arena di Pace del 2024, in cui Papa Francesco ha avuto l'opportunità di vedere due imprenditori, palestinese e israeliano, abbracciarsi davanti a Papa Francesco, e avranno l'occasione a Verona poi di correre insieme, di scambiarsi la torcia e di riportare anche un po' quel messaggio della tregua olimpica che da sempre i giochi hanno portato in tutti i paesi. Grandissima soddisfazione perché, essendo cerimonie, avranno la presenza di tutti i paesi che saranno in gara, sia la cerimonia di chiusura che la cerimonia di apertura. Il tema delle gare lo stiamo cercando di ovviare, abbiamo aperto Casa Verona da qualche mese, in cui sarà possibile vedere in diretta tutte le gare dalla nostra città, e come ho detto sarà una festa, soprattutto la cerimonia di chiusura, che vedrà tutti partecipare, tutti i paesi, gli atleti, le atlete che rimarranno sul territorio. Ci hanno segnalato una grandissima percentuale di atleti che decideranno di essere presenti nonostante la distanza magari del campo di gara da dove hanno finito le loro competizioni, e ci si aspetta più di 1500 atleti presenti, che non è diciamo, consuetudine che ci si fermi anche alla cerimonia di chiusura. Invece Verona è attrattiva e avremo la possibilità di vedere anche lì e celebrare gli atleti e le atlete, non solo gli azzurri che hanno vinto le medaglie a Verona.